Buonasera a tutti, cari ascoltatori, bentornati alla nostra trasmissione radiofonica I rami dell'ulivo. Vi ricordiamo che stiamo trasmettendo dalla nostra chiesa Fede Assemblea di Dio, Faith Assembly of God, che si trova in via Castelfranco Veneto 85 a Pordenone. E vi rinnoviamo l'invito a venire al nostro culto domenicale, a lodare e ascoltare la parola di Dio con noi, ogni domenica appunto dalle 9 alle 11. Ora leggiamo la parola di Dio, che oggi è tratta da Ageo, capitolo 1, dal versetto 1 al versetto 11. Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote, in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo dice: non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Per questo la parola del Signore fu rivolta a loro per mezzo del profeta Ageo in questi termini. Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Ora, così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate, ma senza saziarvi. Bevete, ma senza soddisfare la vostra sete. Vi vestite, ma non c'è chi si scaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Salite nella regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa. Io me ne compiacerò e sarò glorificato, dice il Signore. Voi vi aspettavate molto ed ecco, c'è poco. Ciò che avete portato in casa, io l'ho soffiato via. Perché? Dice il Signore degli eserciti, a motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso, non c'è stata rugiada, e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani. Amen. In quel periodo un gruppo di israeliti tornò in Giudea grazie a un editto di Ciro, re di Persia, che aveva conquistato Babilonia. Lo scopo del ritorno a Gerusalemme era di ricostruire il Tempio. Un primo gruppo di circa 50.000 giudei tornò dopo quel proclama. Appena si furono stabiliti, eressero l'altare per poter iniziare di nuovo ad offrire sacrifici al Signore. Poi posero le fondamenta del Tempio. Ma quando i popoli circostanti iniziarono a porre ostacoli all'opera, i giudei abbandonarono i lavori. Il lavoro restò fermo per circa 16 anni.
quel punto il Signore mandò Ageo a parlare al popolo. Nel versetto 1 che rileggiamo: il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e a Giosuè, figlio di Josadac, sommo sacerdote. Ageo va da Zorobabel e poi da Giosuè per proclamare loro la parola di Dio, in modo che poi tutti e tre potessero recarsi dal popolo. Zorobabel era il governatore che svolgeva le funzioni del re, dato che non c'era un re in quel periodo storico. Giosuè era il sommo sacerdote, quindi andarono tutti e tre insieme dal popolo. Vediamo cosa dice il Signore nel versetto 2. Notiamo prima di tutto che Dio si identifica. Egli dichiara così: parla il Signore degli eserciti. È con questo nome che Dio sottolinea la sua autorità e il suo potere, e quindi sottolinea la necessità di prestargli obbedienza. È molto importante ricordare che Dio è il nostro creatore, il nostro Signore sovrano, e merita la nostra obbedienza. Il Signore ripete quello che i giudei dicevano come scusante per non aver ripreso la ricostruzione del Tempio. Queste persone non si rifiutavano di ricostruire il Tempio, non parlavano contro quel lavoro, anzi, dalle loro parole si capisce che erano d'accordo sulla necessità di eseguire l'opera, ma dichiaravano che non era ancora venuto il tempo adatto. Sicuramente avevano tante ragioni che potevano essere valide. C'era l'opposizione dei popoli confinanti, poi c'erano anche altre attività da svolgere per mettere a posto la città, le case, i campi. Però, dietro l'apparenza di questi motivi, c'era la vera ragione. La ricerca della gloria di Dio non era la loro vera priorità. Quanto spesso accade anche a noi di non rifiutare in modo diretto la ricerca della gloria di Dio, ma di trovare delle scuse per rimandarla. Si potrebbe giustificare questi giudei per l'opposizione dei popoli confinanti, ma è sbagliato vedere le prove sempre come un messaggio di Dio ad abbandonare la nostra opera. Ma dovremmo vedere le prove come un'opportunità per crescere nella fede e di vedere la potenza di Dio in azione. Il versetto 4 dimostra che avevano le priorità sbagliate. Leggiamo: vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno, mentre questo tempio è in rovina? Il tempio di Dio era in rovina, mentre le loro case erano messe molto bene, qualcosa che superava di molto il necessario. Avevano lavorato tanto per loro stessi. Non è sbagliato di per sé avere una bella casa, ma avevano trascurato l'opera di Dio. La gloria di Dio non era la loro priorità. A questo punto il Signore chiede loro di riflettere se la loro condotta fosse giusta. Spesse volte Dio ci chiama a riflettere e a giudicare se le nostre scelte di vita siano veramente di valore e se ci portano quei risultati che effettivamente soddisfano i nostri cuori. Infatti, quando trascuriamo Dio, non stiamo valutando bene la nostra vita
e di conseguenza scegliamo male. Bene, grazie Tiziana. Allora, cari ascoltatori, direi che possiamo passare al verso 7. Nel verso 7, rileggiamolo insieme. Verso 7, Ageo 1. Così dice l'Eterno degli eserciti, considerate bene le vostre vie. Ecco, il Signore continua a esortare il suo popolo che evidentemente, come abbiamo già sentito, ha fatto degli errori, a analizzare bene come si sono comportati fino a quel momento. E perché dice questo? Perché chiaramente noi sappiamo che il nostro Signore è buono, il nostro Signore ci ama e comunque ha sempre una parola per ricominciare. Noi sappiamo, noi dei rami dell'ulivo ve lo diciamo sempre, che il Signore ha provveduto tramite Gesù alla salvezza e anche in quei tempi, in caso di perdono, il Signore era pronto a riabilitare il suo popolo. Ma se noi andiamo avanti nella lettura, no, nel verso 8, il verso 8 ci dice: salite sui monti, portate legname e costruite il tempio, perché possa compiacermi in esso ed essere così glorificato, dice l'Eterno. Ecco, quello che mi trasmettono questi versi è che il Signore ha detto al suo popolo: guardate le vostre vie, guardate come vi siete comportati e salite sui monti, portate legname. Ecco, questo mi dà l'idea di un'azione, cioè non basta solo pentirsi, ma bisogna proprio cambiare rotta. Non basta, certo, per il perdono, sappiamo che se il nostro cuore è contrito, il Signore ci perdona, ma è giusto anche passare all'azione, perché come una serie di azioni li avevano portati alla situazione in cui erano, giustamente il Signore, tramite queste parole, dicendo andate a prendere della legna e usatela per ricostruire il vostro tempio, il mio tempio, dice dovete cambiare, dovete, come prima avete fatto male, ora dovete muovervi, dovete agire e fare del bene. E questo che cosa mi trasmette anche? In questo brano si parla del Tempio, che era il luogo dove risiedeva il Signore, che era ormai caduto in rovina. Questo per la situazione, per come dice il Signore, per la noncuranza del suo popolo. Ma oggi come possiamo dire che il nostro tempio è caduto in rovina? Oggi sappiamo che il nostro tempio siamo noi il tempio e dentro di noi risiede lo Spirito Santo. E quindi possiamo dire che portata ai giorni nostri questa parola ci dice ricostruite la vostra vita e ricostruitela nella maniera giusta. Cioè avete fatto del mio tempio, che oggi è, diciamo, il nostro corpo, ma è anche il nostro modo di agire, il nostro modo di comportarci, avete distrutto, non mi avete permesso di abitare bene con voi, ma ricostruite, ricominciate e cominciate a costruire in maniera giusta, in maniera da compiacermi. Infatti, noi talvolta nella vita, anzi spesso nella vita, quando sbagliamo,
E certamente costruiamo, perché sì, ci alziamo tutte le mattine, andiamo a lavorare, facciamo le nostre cose, come facevano appunto il popolo di Israele, ma costruivano per il loro interesse, costruivano per loro stessi. E che cosa succede? Allora, leggiamo il verso 9. Il verso 9 ci dice: vi aspettavate molto, ma ecco, c'è stato poco. Quando poi l'avete portato a casa, io l'ho soffiato via. Perché? Dice l'Eterno degli eserciti, a motivo del mio tempio che giace in rovina, mentre ognuno di voi corre alla propria casa. Ecco, le cose fatte senza la benedizione di Dio cadono, crollano, non hanno tempo, non durano. Noi possiamo anche affannarci a fare cose buone, cose di questo mondo che magari in un primo momento possono avere una certa apparenza, ma prima o poi queste cose crolleranno perché non hanno la benedizione di Dio. E questi versi mi fanno pensare a un salmo che è il Salmo 127 che parla proprio di questo. Allora, leggiamo insieme i primi versi del Salmo 127. Allora, Salmo 127, verso 1. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pane tribolato. Egli dà altrettanto a quelli che ama, mentre essi dormono. Ecco, questo salmo proprio spiega molto bene, si collega molto bene a questo verso. Cioè, noi possiamo anche, come dicevo prima, affannarci, ma tutto questo affanno, se non è benedetto dall'Eterno, crollerà, non durerà, non ci sarà un buon risultato. Magari in un primo momento potrebbe anche esserci un'apparenza, ma non durerà. Questa è la parola di Dio. Infatti dice al verso 10, sempre di Ageo, cari ascoltatori, perciò sopra di voi il cielo ha trattenuto la rugiada e la terra ha ritenuto il suo prodotto. E tutto questo perché è accaduto? È accaduto perché il popolo di Israele si era allontanato dal Signore. Aveva forse anche, continuava sì a fare i suoi riti, a fare le sue preghiere, ma erano cose superficiali, preghiere superficiali, riti superficiali che non prendevano il cuore delle persone, il popolo si era allontanato, era uscito dalla santificazione, era uscito dalla presenza di Dio. E come sappiamo, la storia, la parola di Dio ci viene lasciata per darci un insegnamento. E quindi, cari ascoltatori, spesso anche noi abbiamo questo comportamento, perché alla fine non siamo diversi dal popolo di Israele e ancora oggi il risultato di questo comportamento, di questa superficialità nel trattare, possiamo dire, il Signore alla fine ci porterà alla distruzione, ci porterà a non avere niente, a vedere anche distrutto quel poco che abbiamo fatto, quel poco che abbiamo fatto con le nostre azioni. E infatti il verso, continuiamo, no? Il verso 11 dice: e io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul mosto,
sull'olio e su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame, su tutto il lavoro delle vostre mani. Ecco, purtroppo anche in questo verso il Signore continua a ricordare la condizione, a spiegare anzi la condizione in cui siete è perché avete trascurato il Tempio. Questo lo diceva al tempo del profeta Ageo, dove il Tempio era una costruzione, ma lo stesso vale quando accade, purtroppo, quando ci troviamo in una situazione desolata, è giusto che facciamo proprio come ha detto qui tramite il profeta Ageo, consideriamo le nostre vie e torniamo al Signore, che non si stanca mai di perdonare. Infatti, come a quel tempo, anche oggi, Dio dà sempre una possibilità. Scusate se mi ripeto, ma alla fine anche il Signore quando ha mandato a parlare il profeta Ageo al suo popolo, l'ha fatto sì per riprenderlo, ma la parola del Signore è una parola di riprensione d'amore, perché non dà mai la parola di distruzione, ma bensì un'esortazione a tornare. E credo che con questi versi che abbiamo letto insieme, che abbiamo commentato noi dei Rami dell'Ulivo, vero Tiziana? Il Signore ancora oggi vuole dirci, se vi trovate in questa situazione, pensate bene a come vi siete comportati. Pensate, riflettete, ma non solo riflettete, cambiate. Infatti, noi diciamo che quando accettiamo Gesù nella nostra vita, c'è sì il perdono dei peccati, ma c'è anche un cambiamento di vita. Quindi anche oggi, se abbiamo accettato il Signore da tempo, ma ci troviamo in questa situazione, è giusto farci un'autoanalisi e ritornare al Signore, ricostruire la vita col Signore, perché sicuramente c'è qualcosa che abbiamo tralasciato e se questo vale per chi ha conosciuto già il Signore, ancora di più vale per chi non ha mai gustato l'amore di Dio perché non è ancora arrivato a quella croce. Ma l'ho detto 3-4 volte in questi pochi minuti, il Signore ci ama, ha mandato il suo figliolo Gesù e quindi ora più che mai ci aspetta, se c'è un vero pentimento, a quella croce per perdonarci e per darci un'occasione di compiere queste azioni per ricostruire, in questo caso in Ageo, il Tempio del Signore, ma oggi per ricostruire la nostra vita secondo la volontà di Dio. E non dimentichiamoci che il Signore ha una volontà per ognuno di noi. Non esiste nessuna creatura sulla terra per cui Dio non abbia una volontà. Quindi, in conclusione di questa piccola meditazione, ancora questa domenica sera vi lasciamo i nostri numeri di riferimento, principalmente il numero del nostro pastore, al quale rivolgervi proprio per ogni vostra esigenza spirituale e che sarà proprio pronto a condurvi a ricostruire il vostro tempio. Allora, il numero che è in sovraimpressione, ma che a noi piace leggere, vero Tiziana? È 389 681 2 9 2 2.
E poi vi ricordiamo che abbiamo anche una linea di preghiera, perché la vita si riconosce, il tempio si riconosce, scusatemi, questo lapsus, si ricostruisce e le cose possono cambiare e possiamo ricostruire il nostro tempio soprattutto tramite la preghiera. Quindi vi lasciamo il nostro numero in sovraimpressione, ma anche ve lo dettiamo 340 74 3 5 0 0 8. Così potremo ricominciare una vita con il Signore. In qualunque situazione ci troviamo, Dio è pronto lì a braccia aperte e ricordiamoci che Lui vuole sempre il nostro bene. Ecco, anche questa sera, cari ascoltatori, il nostro tempo è terminato e non ci rimane che augurarvi e augurarci anche noi dei rami dell'ulivo proprio di farci un'analisi su quello che abbiamo, sui nostri comportamenti e se ci accorgiamo di aver sbagliato, ricominciamo pentendoci, ma ricominciamo ricostruendo la nostra vita. E noi, cari ascoltatori, vi aspettiamo domenica prossima con una puntata nuova dei rami dell'ulivo. Shalom!